È uscito in questi giorni Vittorio Veneto, Guida illustrata, un volume che raccoglie spunti di storia, cultura, tradizioni ed escursionismo della città simbolo della Grande Guerra. Il libro, nato grazie all'iniziativa della casa editrice vittoriese Bianca e Volta, è un'opera fruibile da un pubblico di appassionati, ma anche dal semplice cittadino che vuole conoscere qualcosa di più di questa splendida città. La guida contiene un po' tutto, contiene la storia passata, l'industria del passato, l'industria attuale perché è un'industria importante, la quotidianità, la vita delle osterie, la gastronomia, il vivere la città come piace a noi vittoriesi. Moltissimi i temi inseriti all'interno del libro, dalla Grande Guerra all'arte, dalla cucina alle tradizioni locali, oltre a cenni sull'industria del passato e del presente. Una sezione è dedicata alle passeggiate sulle colline circostanti, per poter raggiungere il santuario di Sant'Augusta, il Monte Baldo, le Perdonanze e le grotte del Caglieron. Tutti gli argomenti sono stati curati da un gruppo di esperti che hanno unito le loro conoscenze ciascuno per ogni specifico tema culturale, creando così un vero vademecum a disposizione di appassionati ma anche del semplice cittadino che vuole conoscere qualcosa in più a proposito di Vittorio Veneto.